Buonasera cari telespettatori, benvenuti dalla redazione Alto Adriatico. Andiamo subito a presentare l'ospite di oggi, l'assessore ai trasporti della provincia di Venezia, Emanuele Prataviera, e lo presentiamo perché appunto la nostra apertura riguarda proprio la grande manifestazione che si è tenuta a San Donà questa mattina, nella quale agricoltori e cittadini e categorie economiche, ma anche una folta presenza di politici di diverse tendenze, hanno fatto una riflessione, una protesta e hanno lanciato dei messaggi molto precisi relativamente al progetto TAV. E allora vediamo alcuni numeri anche su questa manifestazione: un centinaio di trattori, circa 500 i manifestanti. Ovviamente hanno invaso la piazza principale di San Donà con il benestare del sindaco e presidente della provincia Francesca Zaccariotto, che sebbene non abbia potuto partecipare all'evento ha espresso in un comunicato il totale appoggio della provincia e l'impegno a coordinare attività di supporto attraverso dare appunto due contributi a questo dibattito che vengono da due esponenti del centro-sinistra. Il sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello ha detto: grazie all'intervento unitario della delegazione consigliare paritetica di Portogruaro, la Regione Veneto si è impegnata a non porre termini per la presentazione delle osservazioni. Deve svolgersi quindi un confronto generale ed approfondito con tutta la popolazione interessata, le associazioni economiche ed ambientali. Posso dire una cosa diretta, perché mi sento di dirla. Ne aggiungo un altro e dopo invece l'onorevole Rubinato del PD dice: servivano i trattori per far cambiare idea alla Regione. No, quindi naturalmente dice ci è voluta la manifestazione insomma per far cambiare idea alla Regione. Ma su cosa? Sulla proroga dei tempi? Sulla questione della TAV, evidentemente appunto proprio sul problema anche della proroga dei tempi. Ecco, qui iniziamo già sulla demagogia e sul più bravo della classe. Allora, proprio per contrastare questa idea più bravo della classe, vorrei sottolineare come sia stata la provincia il primo ente che si sia mosso, ma non per fare il più bravo, cose di questo genere, ma il primo ente che ha constatato l'irregolarità della procedura di presentazione delle carte e delle procedure poi per produrre le osservazioni è stata la provincia. L'ha presentata ai sindaci con una lettera del 18 gennaio, quindi già io credo che il sindaco Bertoncello, a meno che io mi sbaglia, non sta dicendo un'inesattezza. Per quanto riguarda invece le informazioni della senatrice e sindaco di Roncade Rubinato, devo sottolineare come la Regione non mi sembra abbia preso nessuna decisione in merito alla TAV dopo questa manifestazione, per cui io credo che qui, come è stato oggi per l'ennesima volta ribadito in piazza con il Partito Democratico delle sezioni di Musile e San Donà di Piave che gridavano dietro quando a parlare erano gli esponenti di centrodestra e applaudivano invece gli esponenti di centrosinistra, ma sugli medesimi contenuti, io credo che qui si stia giocando da parte della sinistra più una guerra di visibilità che altro.